Silvia, torniamo un anno dopo la Cirinà, c'è chi dice va meglio, c'è chi dice va peggio, tu cosa dici, come la vedi? Io dico che sicuramente l'Italia ha fatto un passo in avanti rispetto al vuoto completo istituzionale che era presente, però diciamo che non è un passo innovativo. Quello che è avvenuto in Italia è assai inferiore rispetto a quello che avevano promesso. Rispetto a tutta l'Europa siamo veramente almeno 15-20 anni in ritardo. Sicuramente è un passo nella direzione giusta, però ci sono ancora tanti altri passi da fare. Quindi queste manifestazioni servono ancora, hanno ancora senso? Hanno sempre senso, perché il Pride è una manifestazione politica, il Pride è la rivendicazione dei moti di Stonewall. Il Pride inizia nel 69 e inizia quando le persone hanno detto basta ai soprusi che venivano loro perpetuati, per cui il Pride è una manifestazione di libertà per tutti e per tutte. Benissimo, grazie, buon divertimento. Grazie a voi, ciao, a presto, ciao. Torniamo un anno dopo e ha sempre più senso, ogni anno bisogna ripetere questa manifestazione e quest'anno la riteniamo ancora più importante dopo aver notato l'approvazione della legge Cirinnà con tutti i problemi che ancora oggi comporta, con tutte le mancanze che questa legge ha tra le righe, ed è per questo che ancora oggi noi dobbiamo continuare con il Sardinia Pride a Cagliari e come a Cagliari in tutte le altre città d'Italia per manifestare la nostra contrarietà a quelle che sono le mancanze della legge Cirinnà e urlare quelle che sono le nostre richieste perché ci sia una nuova legge nei prossimi anni che possa dare quelle che sono appunto le richieste della comunità LGBT e quelle che sono le necessità di questa comunità, sia in Sardegna che in Italia. C'è ancora molto da fare, molto da dire, soprattutto è una bellissima festa, molto allegra e penso che sia da fare tutti gli anni perché coinvolge un sacco di persone. Innanzitutto è un modo per riconoscersi e dire che ci siamo e ci sono le persone comunque se siano, e quindi è un modo anche per dirlo agli altri, anche così divertendosi, perché la portata, diciamo, rivoluzionaria del divertimento e del sorriso funziona sempre. La lotta continua sempre perché noi consideriamo la lotta per tutti e tutte fino a quando a tutti non sarà riconosciuta la piena cittadinanza, e il sorriso ci vuole sempre perché l'odio e la discriminazione si battono solamente con la festa e con la voglia e la gioia di stare insieme. Cinzia, come vanno le vendite dei gadget del Sardinia Pride? Le vendite vanno bene ma potrebbero andare meglio, ricordiamo infatti che i soldi, diciamo, il ricavato delle vendite viene utilizzato per autofinanziare tutte le attività dell'ARC, che è l'associazione che organizza appunto il Pride, e per sostenere ovviamente le spese che si incontrano per la manifestazione. Quindi sì, abbiamo venduto delle magliette, abbiamo venduto spilline, accendini e vari gadget, ma si potrebbe vendere molto di più, quindi invito tutti ovviamente a venire qui al botteghino che abbiamo organizzato per aiutarci. Le manifestazioni come quelle di oggi sono importanti perché bisogna cercare di portare la gente ad annullare i bias sociali, nel senso, la gente deve capire che non ci deve essere pregiudizio, che non siamo persone diverse dalle altre, siamo persone tutte uguali. E questa uguaglianza deve spiccare. È una manifestazione di questo tipo dove sono presenti gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e eterosessuali è importante perché fa capire che siamo tutti uniti, siamo tutti la stessa cosa. Tengo particolarmente a questa causa e mi sembra che la risposta della gente di Cagliari sia l'unica conferma che l'ARC e tutte le associazioni che organizzano il Pride si meritano ogni anno. Allora, buone lotte e buon divertimento. E buon Pride a tutti. Grazie. Grazie a voi. In Sardegna e in Italia il movimento LGBT intende ancora proseguire la battaglia perché questa legge, per quanto sia un passo avanti, è anche importante per molte coppie, la riteniamo ancora incompleta perché ci sono vari dettagli che non ci soddisfano, come il fatto che queste nuove coppie, queste unioni civili non vengano definite famiglia, il fatto che la stepchild adoption, la cosiddetta stepchild adoption, non sia stata ancora regolamentata e si debba sempre passare per il giudizio, quindi per un ordine del giudice. Quindi ci sono ancora vari aspetti che fanno sì che questa legge al momento come dire, definisca delle unioni un po' di serie B.
Quindi, ma a parte questo, ovviamente c'è ancora da lavorare per il senso comune contro l'omofobia, eccetera. Quindi il Pride è ancora importante, non ci fermiamo assolutamente fino a che non avremo completamente, intanto, le leggi completamente uguali per tutte le persone omosessuali, transessuali, eccetera. E poi comunque proseguire l'opera di sensibilizzazione, normalizzazione di quelle che sono le differenze di identità, di orientamento di tutte le persone che rappresentiamo. Elena Paola, protagonista dello spot di quest'anno, com'è stato girare questa esperienza? Molto divertente, molto divertente, soprattutto spero anche che qualcuno l'abbia visto, anche qualcuno più degli altri, perché più arrivano certi messaggi, soprattutto oggi, è meglio è, per cui al di là del divertimento nostro nel farlo, anche tutto il resto che è molto più importante. Elena, torniamo un anno dopo col Pride, ha ancora senso fare queste manifestazioni in una città come Cagliari? Assolutamente sì, soprattutto adesso che dopo questi avvenimenti tragici bisogna ancora di più insistere e continuare a far capire che comunque gay, trans, lesbiche, bisessuali, transessuali sono delle persone normali, sono come tutti gli altri. Bisogna imparare a guardare l'onestà della persona, non l'orientamento sessuale. È dal 69 che si festeggia comunque, il senso è che comunque l'Italia è ancora un paese molto omofobo, nonostante queste fantomatiche leggi che fanno, ma è un paese ancora molto omofobo. Non per niente gli ultimi fatti di Oristano, per un'installazione, è stato strappato dopo una notte e buttato come se fosse stata applicata una figura pornografica, e queste cose non devono esistere, di un amore romantico. Gianni Dettori, edizione 2016 del Pride, sono successe delle cose, Cirinà, si sta meglio o si sta peggio dopo un anno? Si sta un po' meglio, sicuramente si poteva stare molto meglio. Quelli che saranno peggio purtroppo in questo momento sono le famiglie arcobaleno, che sono state quelle poi escluse poi da questa legge, che per fortuna poi la magistratura sta dicendo che invece avevano ragione di poter adottare i propri figli. Per cui credo che, per quanto mi riguarda, per quanto non ho figli, per quanto non sono famiglia arcobaleno, questa legge era principalmente per loro. Quindi la lotta continua con manifestazioni anche come questa? Sicuramente, considerando che questa credo che sia l'unica manifestazione in cui si chiedono dei diritti, in cui si protesta per qualcosa, ma facendolo in maniera allegra. Credo che sia l'unica manifestazione di questo genere. Benissimo, allora buone lotte e buona festa. Grazie, buon lavoro.